Vi chiederete dove ci troviamo? Siamo negli studi di Prima Radio Sicilia, sospettando il famoso poeta e scrittore Francesco Billeci. E come al solito, Francesco Billeci è sempre in ritardo. Lui deve venire qui, reciterà alcune sue poesie e a tal proposito voglio ricordarvi che il 3 agosto scade il termine per presentare la vostra poesia al concorso internazionale Festival della Poesia Prima Radio Sicilia. Ecco, oltre alla premiazione che poi vi faremo sapere dove si svolgerà, ricordo che alcune poesie, quelle che vinceranno, quelle più belle, saranno lette qui in radio. Quindi verrete qui, in questo meraviglioso studio, leggerete le vostre poesie e sarà una bella vetrina per farvi conoscere ai nostri radioascoltatori e far conoscere le vostre poesie. Intanto aspettiamo Billeci. Hanno suonato alla porta. Vuoi vedere che sarà Francesco Billeci? Andiamo a vedere. Oh, signor Billeci! Si accomodi, la stavamo aspettando. Si accomodi. Signor Billeci, questo è lo studio di trasmissione di Prima Radio. Quella è la sua postazione, questa è la mia postazione. Allora, signor Billeci, stiamo aspettando noi e i nostri radioascoltatori la sua meravigliosa poesia. Andiamo. Padre Pio. Un giorno di settembre all'improvviso si rapì una porta dintre lo celestiale paradiso. A Maronna accompagnava un grande religioso che lassava tristezza con lo suo abito prezioso.